Masainas è un piccolo paese del Sulcis, una regione della Sardegna meridionale che fa parte della nazione italiana. Conta circa 1200 abitanti ed è un luogo tranquillo e luminoso, con strade poco trafficate che attraversano case basse, vigneti e campi aperti. Il vento accompagna le giornate e il tempo scorre con un ritmo semplice e quotidiano. Nel comune di Masainas si trova la spiaggia di Sassalina, anche chiamata Issolinas. È un litorale che si affaccia sul golfo di Palmas, composto di sabbia fine e chiara con fondali bassi, ideale per famiglie e per chi ama la natura. Alle spalle ci sono dune, macchia mediterranea e stagni. Porto, botte e baiocca, ricchi di uccelli come fenicotteri rosa, aironi, anatre, folaghe e molti altri. La spiaggia è anche apprezzata dagli amanti del kitesurf e del windsurf per il predominante vento di maestrale e per i suoi tramonti suggestivi di fronte all'isola di Sant'Antioco. Nel territorio di Masainas, i terreni agricoli della piana costiera sono molto fertili, con suoli alluvionali ricchi che favoriscono la coltivazione di ortaggi, cereali e vigneti, come il Carignano del Sulcis. Qui cresce anche il carciofo spinoso, celebre per gusto e qualità, simbolo dell'eccellenza agricola locale e della tradizione sarda. La zona ospita anche numerosi uliveti, mentre nei paesi vicini i frantoi tradizionali trasformano le olive in un olio extravergine di alta qualità, fruttato e aromatico. Il territorio è inoltre ricco di mirto, dalle cui bacche si ottiene il celebre liquore di mirto, aromatico e tradizionale. In Sardegna ci sono 3 tipi di costruzioni che raccontano la preistoria dell'isola. Le Domus Deianas sono tombe scavate nella roccia, nate già nel Neolitico, tra il V e il IV millennio a.C., con ambienti interni che riproducono in modo simbolico le case dell'epoca, come se fossero dimore per l'aldilà. Una delle più famose è la necropoli di Montessu a Villa Peruccio, con circa 40 tombe, che dal 2025 è riconosciuta ufficialmente dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Ci sono poi le tombe dei giganti, costruzioni monumentali in pietra dell'età del bronzo tra il XVIII e l'XI secolo a.C. Un esempio si trova a Barrancumannu, vicino a Sant'Adi, un sito frequentato fin dal Neolitico. E naturalmente i nuraghi, le torri megalitiche che spuntano dal Bronzo Medio e sono il simbolo della Sardegna. Tra questi, il villaggio di Seruci, a Gonnesa, con oltre 100 capanne e una tomba dei giganti, ci racconta la vita delle comunità dell'epoca. Ma tornando a Masainas, qui troviamo, tra gli altri, il nuraghe di Punta Acuzza. Una torre in pietra che domina la campagna e segna il punto in cui si incontrano i confini di Masainas Teulada e Sant'Anna Arresi. Anche questo nuraghe risale all'età del bronzo, dal XVIII all'XI secolo a.C., testimoniando l'antica presenza umana nel Sulcis. La principale festa del paese è quella della Madonna della Salute, che ha il suo culmine il primo lunedì di ottobre e unisce messe e processioni a eventi folcloristici, con musica, spettacolo pirotecnico e concerto finale. Ha qui le sue origini il gruppo folk Marianna Dessì e Stefano Uccheddu, fondato nel 2005 per ricordare 2 ragazzi appassionati delle tradizioni sarde, scomparsi prematuramente. Il gruppo, a cui aderiscono una media di 40 componenti, partecipa a manifestazioni in costume tradizionale in tutta la Sardegna e anche all'estero.